Taxi con il cuore è un'iniziativa solidale di Family Care e del gruppo Open John Mathis. Attivare il servizio è molto semplice, basterà contattare la nostra filiale di Varese, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il personale di Family Care fornirà sia un codice che l'utente dovrà poi comunicare a Radio Taxi Varese per chiamare il taxi, sia un voucher digitale che dovrà essere mostrato al tassista per usufruire gratuitamente della corsa. Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Quest'anno l'estate è iniziata con un mese di anticipo e così la tratta del canale Villoresi che attraversa l'Alto Milanese è tornata a diventare un'area di balneazione per chi cerca un po' di refrigerio. Peccato che la balneazione sia rigorosamente vietata dalle ordinanze comunali, soprattutto per i rischi cui sono soggetti coloro che amano bagnarsi in questo corso d'acqua artificiale. Già domenica scorsa si sono viste le prime presenze lungo il canale, specie nei ritrovi tradizionali come le Quattro Bocche di Busto Garolfo o la chiusa di Villa Stanza di Parabiago. I più numerosi sono i gruppi di immigrati sudamericani che organizzano picnic a base di musica, birra e grigliate. Spesso c'è chi si lancia in nuotate e tuffi spericolati, un comportamento da sconsigliare soprattutto ai più piccoli e ai nuotatori meno esperti. Già in questi giorni sono stati segnalati anche ragazzini che si tuffano pericolosamente dal ponte di Ravello a Parabiago o dalla struttura dell'elettrodotto tra Busto Garolfo e Casorezzo. La corrente nel canale al momento non è ancora molto forte, ma è sempre meglio non rischiare. Inoltre l'acqua non è sicuramente delle più pulite e anche per mere ragioni di igiene è sconsigliabile farci il bagno. Nella tratta parabiaghese in passato si sono registrati vari annegamenti, così come a Busto Garolfo e ad Arconate. A Varese, processo a un 27enne della provincia di Sondrio accusato di aver fatto finire in coma una ragazza di 17 anni versandole alcune gocce di GBL, gamma butirolattone, nel drink durante una festa privata in una villa in Dunolona. Ieri mattina a testimoniare è stata la vittima, che ora ha 20 anni, dato che i fatti risalgono al 2019. In una stanzetta nella villa della festa c'era un ragazzo più grande, occhi azzurri, moro, alto e palestrato. È stato lui a darmi da bere, altri mi avevano detto che quel drink ti faceva rilassare, ti faceva stare bene e così l'ho preso. Ma la mia amica si è arrabbiata, sono riuscita a bere solo un sorso, poi lei mi ha preso il bicchiere e l'ha buttato nel lavandino. Ma mi sono ugualmente sentita male. Non pensavo certo di aver preso la droga dello stupro, perché non pensavo che ci potesse essere una sostanza del genere in una casa dove si svolgeva una festa di liceali. Ha ascoltato durante l'udienza anche uno dei poliziotti che fecero irruzione nella villa di Dunolona dopo che la 17enne era stata soccorsa all'ospedale di Circolo. Sempre a Varese, summit in prefettura per arginare il fenomeno della violenza sui mezzi pubblici. Dopo la denuncia degli artisti degli autobus, sempre più spesso vittime di aggressioni, il prefetto Salvatore Pasquariello ha incontrato l'azienda del trasporto pubblico locale per condividere le criticità e affrontarle. Dall'inizio dell'anno a oggi ci sono state 3 aggressioni fisiche importanti a danno di conducenti dei mezzi pubblici, ma moltissime sono anche quelle verbali che ogni giorno il personale di autolinee varesine deve subire. Dal summit è emersa la grande sensibilità del prefetto per la questione, che sarà affrontata tramite un'intensificazione dei controlli. La sola presenza delle forze dell'ordine sui mezzi si è infatti dimostrata determinante in più occasioni. Davanti agli agenti, anche gli animi più irrequieti tendono a raffreddarsi. Parliamo ancora di trasporti. Al via la riqualificazione della flotta dei Malpensa Express, i treni che collegano Milano all'aeroporto internazionale e che ogni giorno trasportano quasi un quinto dei viaggiatori diretti al Terminal 1. Da ieri è infatti in servizio il primo convoglio completamente rinnovato sia nella livrea esterna sia negli interni. Il lavoro sui 14 convogli Coradia che effettuano le 145 corse giornaliere del Malpensa Express prevede la ripellicolatura esterna con una livrea che adotta il rosso caratteristico del servizio aeroportuale, totalmente rinnovati anche i sedili e gli elementi di arredo interno. Il ripristino dell'intera flotta di 14 treni terminerà entro novembre e prevede per Trenord un investimento complessivo di oltre 1,1 milioni di euro. Passiamo allo sport. Busto Garolfo in festa per la vittoria ottenuta ieri sul traguardo di Genova della 12ª tappa del Giro d'Italia da Stefano Oldani. Alla terza partecipazione alla Corsa Rosa, il 24enne ciclista bustese ha ottenuto così il suo primo successo da professionista, riempiendo di orgoglio i concittadini. Chiudiamo col basket. Chiusa la tormentata stagione 2021-2022, la pallacanestro varese comincia a guardare al futuro. Vediamo un'intervista al general manager dell'Open John Mathis Michael Arcieri sulle strategie di mercato dei biancorossi. Il servizio è di Giuseppe Sciascia, immagini dell'agenzia Blitz.
Michael Arcieri, il mercato di Varese è ancora in fase embrionale, senza budget, però ci sono una strategia, una filosofia, la voglia di mantenere l'identità della seconda metà della stagione appena conclusa. Sì, esatto. Come abbiamo parlato nel passato, continuità, se possiamo rimanere con quella è molto importante. Hai ragione che siamo all'inizio e sì, cercheremo, come abbiamo spiegato, giocatori che hanno una versatilità, si dice, posizionale, con basketball IQ molto alto, che giochiamo a un amore di difesa con attacco che c'è sempre, ma sì, stiamo cercando gli stessi giocatori con i soldi che abbiamo e speriamo che sì, avremo abbastanza. Quello è il mio lavoro, a trovare giocatori con i soldi che abbiamo, ma abbiamo un ottimismo che andrà molto bene e siamo molto excited a cominciare o continuare questo lavoro, sicuramente. Questa era l'ultima notizia, il TG si conclude qui, vi diamo appuntamento alle ore 19 e vi auguriamo una buona giornata.